Grazie a tutti, grazie a Vicenza, grazie a tutte le persone del Veneto che sono qui oggi, non solo del Veneto, c'è arrivato appena adesso un amico dalla Calabria, direttamente dalla Calabria, 1200 km per essere qui oggi con noi, a ribadire la nostra volontà di riprenderci i nostri diritti costituzionali, ma prima ancora diritti naturali. Ci stanno togliendo tutto quello che ci rende umani, ma hanno fatto i conti male, perché siamo veramente tantissimi, siamo tantissimi qui oggi, siamo tantissimi in tutta Italia, ve lo posso assicurare. Abbiamo lanciato l'esperienza di Area 2020 l'anno scorso quando io pensavo di essere da sola, perché quel famoso giorno ho votato il decreto il 1° di febbraio ed ero l'unico puntino rosso. E allora mi sono chiesta, ma sono veramente da sola? Di chi sto portando la voce? Sto portando la voce solo di me stessa o in realtà sento che ci sono tante persone che reclamano la propria libertà? Ebbene, voi state rispondendo a tutto questo e voi state dando la parte migliore dell'umanità, state dando la parte migliore delle vostre vite, state facendo sacrifici, ci sono tantissimi operatori sanitari qui oggi, ma ci sono tanti operatori delle forze dell'ordine e io vi dico assolutamente non mollate più un passo, fosse anche la disobbedienza civile, va bene anche la disobbedienza civile, ce l'hanno fatta le forze armate che hanno visto bloccare l'AstraZeneca, ce la faremo anche con i sanitari, con tutti i sanitari e poi passeremo anche all'istruzione, quindi a tutto il mondo della formazione, agli insegnanti, ai bambini, nessuno ci toccherà. L'inviolabilità del nostro tempio sacro, qual è il nostro corpo, dobbiamo assolutamente rispettarla, dobbiamo assolutamente fare queste battaglie, tornare ad essere noi, tornare ad essere tutti comunità, lo facciamo con Area 2020, siamo ribellione, siamo resistenza qui oggi, resistenza organizzata con tantissime altre associazioni e movimenti, ovviamente nelle sedi legali opportune, disobbedienza organizzata, ma anche tanto di buono. Perché ogni vostra esperienza, ogni singola persona che c'è qui oggi ha un mondo dentro che può condividere con tutti gli altri. Avete un sacco di esperienze bellissime, c'è chi fa la scuola parentale, c'è chi fa lotta ogni giorno nel posto di lavoro, c'è chi insegna in un altro modo, c'è veramente il meglio dell'Italia. Io sto scoprendo che siamo tantissimi, non molliamo. Sì. Non sono ancora abituata a sti gelati, portatemi. Allora, voi sapete che come Area 2020 siamo organizzate in diverse commissioni, nonostante e comunque al di là delle nostre commissioni dei tantissimi fuochi si stanno aprendo ogni giorno e comunque tantissime adesioni ai singoli fuochi, abbiamo anche tantissime collaborazioni con diversi altri comitati e associazioni. Un fiore all'occhiello, secondo me, è comunque un grandissimo orgoglio, è quello di presentarvi oggi uno scritto da parte della Commissione Megafono Giovani. Sono giovani che hanno dai 10 anni, ma anche meno, fino ai 25-26 e sono persone straordinarie che io vi voglio far conoscere. Questo è lo scritto di una di queste ragazze. Questo è un post di Valentina, 26 anni, fuoco di Bari. Chi mi conosce sa che non scrivo molto sui social, che non sento l'esigenza di condividere ogni pensiero o evento della mia vita, ma sono arrivata ad un punto in cui penso sia importante far capire da che parte si sta, non rimanere in sordina, non fare gli omertosi. Scrivere il mio pensiero qui forse non cambierà nulla, non aiuterà a rendermi meno inerte in questo periodo storico, ma so che mi aiuterà almeno a scaricare rabbia, frustrazione e stress accumulati per un anno. Sì, esatto, un anno. Forse pochi si sono accorti che è un anno che la vita di tutti noi è cambiata e posso dire con certezza che per la maggior parte sia cambiata in peggio. In quest'anno ho provato più volte a parlare con amici e conoscenti della questione Covid a 360 gradi, a portare ricerche, documenti, questioni filosofiche, a parlare del valore che danno la vita e la libertà. Ma ho ricevuto sempre la stessa risposta. Ma il rispetto per i morti non ce l'hai? E allora io rispondo così: il rispetto per i vivi, ce l'avete? È un anno che non abbiamo più libertà. Questa parola usata e riusata, stracciata e utilizzata nei modi più beceri. È un anno che non possiamo scegliere dove andare, dove mangiare, chi vedere.
dove allenarci, dove studiare, se fare o meno un trattamento sanitario, se riunirci in assemblee, manifestazioni, se festeggiare. È un anno che abbiamo paura. Paura del prossimo, dell'infetto, del conoscente, del parente, dell'amico. E chi non ha paura di ammalarsi ha paura di far ammalare, l'ipocrisia più grande di tutta questa situazione. Perché mi spiace, ma non ci credo che avete paura che qualcuno possa star male a causa vostra. L'unica cosa di cui avete paura è del giudizio e del senso di colpa. Degli altri non vi è importato mai nulla, altrimenti lottereste per non far morire di fame commercianti, ristoratori, palestre, chi lavora nel mondo dello spettacolo, eccetera, eccetera. La paura è esattamente l'unica cosa che riuscite a vedere, e per l'amor di Dio, non è nemmeno del tutto colpa vostra. Dopo un anno di bombardamento mediatico, qualsiasi mente debole cadrebbe vittima del panico. Ma il panico, e ve lo dice chi lo sta vivendo, è qualcosa di estremamente egoista. Quindi vi prego, smettetela di dire che lo fate per gli altri, lo fate per voi, solo per voi. Per chi se lo sta chiedendo, dato che è di moda accusare chiunque la pensi diversamente di negazionismo, termine che voglio ricordare veniva usato per chi negava il genocidio nella seconda guerra mondiale, credo che il Covid esista? Sì. Credo che abbia fatto dei morti? Sì. Credo che per questo l'intera umanità debba limitare le proprie libertà? Assolutamente no. La morte fa parte della vita e qualcuno più famoso di me disse che non si può vivere nella paura di morire, perché potrebbe accadere in qualsiasi momento. Inoltre una società, come si dice, a salvaguardia del malato, ma salvaguardia anche il sano. Ed io, che il Covid non l'ho preso, è un anno che vivo in uno stato di malattia perenne. Sto per certo che un giorno dovremo fare i conti con tutto questo, che ci sarà chi dovrà pagare le conseguenze di queste azioni che sono crimini contro l'umanità. Ma fino ad allora io nel mio piccolo, come facevano i vecchi sovversivi, mi dissocio completamente da tutti coloro che continuano ogni giorno ad acclamare questa devastazione della vita umana e continuerò a cercare di vivere, di abbracciare, baciare, amare il prossimo, di aiutarlo se è in difficoltà e di non condannarlo ad una solitudine forzata. So che pensate di essere nel giusto, di salvaguardare chissà quale sicurezza, ma se siete tanto fragili da aver bisogno di una gabbia per stare bene, allora vi prego, restate lontani da me. Io consapevole di non essere sola in questa battaglia per la vita e oggi posso confermare a Valentina, grazie a voi, che non è sola in questa battaglia per la vita. Continuerò a provare rabbia per l'essere umano che continua ad autodistruggersi, ma mai mai perderò la mia fiducia nell'umanità. Per tutti gli altri che ancora non vedono, non vogliono vedere ciò che sta accadendo davvero intorno a loro, dico solo che il conto arriverà anche per loro e sarà molto salato. Un abbraccio e buona giornata!